Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Incidente mortale in via Trapani a Marsala, la vittima è il panettiere Gaspare Arini. L'uomo di 49 anni si è schiantato contro un muro mentre era alla guida di una Fiat Panda, dinamica tutta da ricostruire. Arrestato ladro seriale 39enne a Petrosino, in provincia di Trapani. L'uomo ha commesso numerosi furti e danni di varie attività commerciali. Altri reati erano avvenuti a danno dei cittadini e dei turisti. Ha preso fuoco un appartamento a Piana degli Albanesi. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sembra che il rogo sia partito per cause accidentali dalla cucina. Fortunatamente nessun ferito. È ricominciato il trabocco lavico del vulcano di Stromboli, visibile dal mare e anche nelle altre isole. Il fenomeno naturale ha richiamato l'attenzione dei turisti. L'attività viene monitorata dall'INGB, Osservatorio Etneo. Il ministro Raffaele Fitto in Parlamento ha proposto un definanziamento di risorse per i fondi del PNRR di circa 350 milioni di euro. Tante ripercussioni sui comuni e città metropolitane. La proposta deve però essere validata dalle istituzioni europee. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento alle 19:30.